L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla pedemontana negli ultimi giorni ha lasciato dietro di sé una scia di danni, distruzioni, allagamenti e smottamenti. Per non parlare dei danneggiamenti causati all'agricoltura, dalle coltivazioni ai frutteti. Per rendere l'idea di quanto è successo bisogna andare a vedere i dati ufficiali dell'ARPAV, che parlano di 220 mm di pioggia caduti su Bassano dall'inizio di giugno, un quarto della media annuale in una manciata di giorni. Il Brenta si è ingrossato mangiandosi letteralmente il cantiere del restauro del Ponte Vecchio. A Rosà i millimetri d'acqua caduti sono addirittura 200 e in tutto il Bassanese la situazione è quasi identica. È andata peggio a Crespano e Seren, dove le tabelle ARPAV confermano 280 mm in pochi giorni. In questa zona si è sviluppato almeno uno dei temporali che i meteorologi definiscono autorigeneranti, in grado quindi di autoalimentarsi e di scaricare enormi quantità di pioggia senza interruzione. Il risultato di questa spaventosa ondata di maltempo è sotto gli occhi di tutti. Torrenti esondati, case allagate, campi distrutti, danni immensi e tanta paura per il futuro.